Bentornati qui su Aggiornamento con le previsioni meteo. L'ondata di maltempo ha coinvolto le regioni del nord, ma adesso si sta sviluppando sulle regioni del centro-sud a causa di un ciclone proprio tra le due isole maggiori che porterà alla risalita di forti fenomeni. Già da questa serata si sono formati e questo nucleo instabile continuerà a viaggiare verso i settori del nord per portare anche qui una nuova instabilità, comunque più relegata sui settori come l'Emilia Romagna, Lombardia, il Veneto e anche parte del Piemonte e della Toscana. I fenomeni che potranno sviluppare forti intensità saranno le regioni siccitose come Sicilia, Calabria e Basilicata, oltre che la Puglia, specie quella meridionale. Avremo possibilità di nubi fragi, criticità idrogeologiche, soprattutto sulla Sicilia e la Calabria, quando potremmo addirittura avere accumuli oltre i 200 mm tra sabato e domenica. Questa è la mappa infatti che raffigura le precipitazioni, le aree più a rischio, oltre che la Sicilia, specie sul Palermitano, quindi quella occidentale, e pure anche quella orientale e tutta quanta la Calabria, specie quella ionica. Avremo una situazione molto critica dal punto di vista delle precipitazioni. Il rischio di criticità potrà esservi anche sul Lazio e sulla Campania per la risalita di precipitazioni proprio per il ciclone instauratosi sul Tirreno, che andrà quindi a favorire anche tali zone. Allerta qui arancione, come allerta arancione anche su parte del Veneto, specie quello occidentale, e poi anche sulla Emilia occidentale, centro-occidentale e sulla Lombardia. Il rischio di piogge anche qui di moderata intensità. Anche qui sull'Appennino emiliano potremmo avere addirittura oltre 60 mm nella giornata di sabato a fine evento, quindi piogge anche di moderata intensità. Queste le piogge che cadranno nel corso della giornata di sabato. Si evince come maggiormente colpita sarà la Sicilia dal maltempo, gran parte del sud Italia. Questa è la formazione del nucleo depressionario che continuerà in sede del medio-basso Tirreno a sviluppare instabilità non solo comunque sulla Sicilia ma anche sulla Sardegna, specie quella centro-orientale come Cagliari. Potremo avere dei isolati rovesci. L'estensione delle piogge poi tra la mattinata e il pomeriggio verso le zone del nord-ovest, in modo particolare sulla Lombardia e sul Piemonte centro-occidentale, con precipitazioni anche temporalesche invece lungo la fascia ionica della Calabria e della Basilicata nel corso delle ore serali, quando si attiverà un nuovo sistema temporalesco. Nella giornata di domenica insisteranno ancora delle piogge al mattino sul Piemonte, sulla Lombardia e sulla Emilia, mentre avremo schiarite via via più ampie da est, quindi tornerà il bel tempo dal pomeriggio di domenica sulle regioni del nord, mentre al centro avremo ancora della spiccata variabilità, con qualche pioggia al mattino tra Marche e Toscana, al pomeriggio sul basso Lazio. Poi avremo un'attenuazione generale dalla serata anche sulle regioni del centro. Al sud invece avremo delle schiarite sulla Campania, sulla Puglia e sulla Sicilia meridionale, ma sarà invece più perturbato sul settore ionico, come abbiamo visto prima. Sempre questo settore favorita soprattutto la Calabria e la Basilicata, con piogge e rovesci anche diffusi a carattere di nubifragio, ricordiamo, e sulla Sardegna tornerà anche qui a farsi della instabilità sul versante tirrenico, con piogge e rovesci a tratti intensi nel corso del pomeriggio, invece un po' più di schiarite sul settore occidentale dell'isola. Insomma, tornerà invece a rimontare quella che è la pressione atmosferica sulle regioni del nord. Infatti assisteremo a un campo anticiclonico in progressivo aumento, con ritorno di foschie, locali nebbie nel corso dell'inizio della prossima settimana, quando però potrebbe avvicinarsi, questa ancora una teoria da concretizzare, un piccolo minimo che potrà svilupparsi in sede tra l'Inghilterra e la Francia. Questo minimo potrà innescare una risalita delle correnti umide nuovamente per portare nuovi rovesci e temporali sempre sulle regioni del centro-sud, ma potrebbero estendersi poi nel corso della metà della settimana fino alle regioni del nord, portando quindi un incremento delle temperature comunque su valori in media del periodo, senza ondate di caldo ovviamente, e con quindi il ritorno della variabilità e di possibili piogge da metà settimana su gran parte dell'Italia. In questo caso però si trattano di fenomeni di deboli intensità e infatti è ancora da capire questo innesco. Vi daremo maggiori informazioni nel corso dei prossimi giorni. Seguiteci sempre iscrivendovi al canale.